vegetale terrestre. Ma mi faccia capire, il suo televisore non è di quelli piatti. No, sarà così, guarda. O se ti vega dita, è il tubo cattoico. Tutto esaurito al Teatro Busan per lo spettacolo Favolosi di Carlo e Giorgio. I due comici hanno regalato moltissime battute nel corso dello spettacolo, che è un viaggio alla riscoperta delle favole tradizionali venete, rilette, attualizzate e personalizzate nello stile Carlo e Giorgio. Grazie a tutti, vado. No, vado che domani mattina mi interroga. Ah, dica un esame. No, processo. Il gioco di Carlo e Giorgio è raccontare e restituire quell'atmosfera ricca di astuzia e di saggezza, facendo rivivere degli ambienti e dei mestieri, invitando il pubblico alla riscoperta di un pezzo della storia del nostro territorio. Lo spazzino per bicchiere di Murano fatto a mano. Ma se sarà fatto in Cina? Perché il vero a Murano dove ti credi che lo faccia? Secondo te quanti scherzi fa? Non so, 5 euro. 5 euro. Sei mai sta a Muranti? Minimo 400 euro. 400 euro! Non state faccia panda all'entusiasmo. Perché neanche sti 400 euro li investiamo subito in altri 800 vasetti di Nutella. Guarda che ne fa male. Fa riscaldo ne fa. Vabbè, siamo al Cinema Busan, nella prima serata delle 2 serate, tutto esaurito. No, tutto esaurito, c'era la trasmissione, era 105 la mattina. No, siamo anche noi siamo esauriti. Siamo qui con Carlo e Giorgio. Ciao. Ciao, sto bene, sì. Che presentano stasera i Favolosi, o solo Favolosi? Favolosi Becker. Becker. Becker Boris. Neanche Becker, perché con la città fine. Favolosi. Com'è nato Favolosi? È una fiaba? No, inventata? è uno spettacolo che tratta di fiabe e allora giocando sulle fiabe, le favole e questi popò di due ragazzi che abbiamo qui è uscito fuori Favolosi. Ma perché le favole? Perché? Anticipo la tua domanda che tu stavi già facendo. Perché? Perché le favole? Perché abbiamo letto i libri, delle raccolte di libri di fiabe venete della scrittrice Espedita Grandesso. Ci sono piaciuti molto, si è accesa la lampadina e abbiamo detto perché non cercare di mettere in scena queste fiabe? Perché no? Perché no? Qualcuno si chiederà perché sì. Perché sì. Ma c'è un po' di realtà in queste fiabe oppure no? Guarda, sono fiabe, però sono fiabe che non si Cenerentola, no? Dopo dimmene un'altra. La bella addormentata nel bosco. Principessa del Pisello. No, sono fiabe che praticamente sono molto concrete, molto della vita reale. E se parla di quelle fiabe di quel tempo, parlano di l'ambiente nostro, contadini, gente povera, che aveva fame, non mangiava altro che poenta. Esatto. Che non aveva l'iPod. Ma non aveva niente, quindi povertà, non aveva lavoro, non aveva crisi. E quindi la crisi, per esempio, Come stiamo andando adesso? Quindi sono attuali. Di un'attualità. E poi, ad esempio, la bellezza, il sogno di una donna della bellezza eterna. Adesso non è attuale come cosa. Guardo così perché se no. Voglio dire, tutte sognano questo mondo del botulino, le labbra rifatte, il seno rifatto, la bellezza, essere una bambina anche a 80 anni. Esatto. E questo è il tema, ad esempio, di una delle nostre fiabe, per esempio. Che si chiama La vecchia scorticata. Invece scortegata. Botulino, ecco il botulino. Non è più espressioni, assomiglia a un babbuino. Con la faccia tutta gonfia, sei però cretino. Solo tu, botulino, vuoi uscire, botulino. E a una di ste feste a un certo punto che era Nina Morici e appena che averse bocca Smontamenti proprio. da dove? Canotto. Dopo questo spettacolo, qual è il prossimo? Progetti per il futuro. Appena partorito questo, dobbiamo ancora smaltirlo. Dobbiamo ancora svezzarlo. Ci sarà sicuramente un prossimo. A cui farò del bene, perché fai del bene al tuo prossimo, ama il tuo prossimo come te stesso. Per cui sicuramente ti amo molto. Quindi
Progetti Sono per il il futuro. futuro. Sicuramente scriveremo un nuovo spettacolo. Ma- Di certo prima vogliamo portare in giro il più possibile Favolosi, e non solo, perché anche il precedente spettacolo Carlo Goldoni e Giorgio Esatto. sta fortunatamente ancora girando le piazze. E peraltro, perché parlare del futuro che non è ancora? Esatto. E perché parlare del passato che è passato? Parliamo del presente. Oggi, Aurora. Ma ti dice, questo è il programma con le nostre date. Le prossime date dei prossimi Previso, so già. mesi, Sì, eccetera, ecco, eccetera. ma dici, questo qua vabbè, lo fanno tutti questi pieghevoli. Che bravi siete. Vabbè, Però no. Tu noti qualcosa di particolare? Noti qualcosa? Ora stringiamo, Sì, perché no, anche se ma- non notano, non l'avevo notato neanch'io. Ma Allora, non so cosa che sia. a lato di A lato. ogni data c'è lato. un No. codice che sembra tipo un codice a barre, anzi A sembra una sbarre, specie di perché- cruciverba in Non c'è un miniatura. codice Maya. Ma no, Potrebbe essere un 2012. infatti se stagione Durare teatrale 2012. Allora dicevo, nel pieghevole che questa sera consegneremo in sala, Proprio noi a lato di personalmente, a fianco di ogni data personalmente. c'è un codice strano che sembra veramente un geroglifico. In realtà altro non è che un'applicazione per telefonini o iPod o Tu iPad, ci quello che hai il sei. tuo Telefonino, il tuo telefonino non che il ha mio, questa perché funzione, è dell'età preistorica. che ha questa funzione che si chiama Quick Rider, mi sembra No, Quick bravo. Rider. Passi il telefonino sopra, tac, Tac. e viene fuori la mappa di dove che facciamo spettacolo. Hai capito? Ma proprio, tac, Ah. adesso, Proprio una favola. Hai ma, capito? proprio, ma veramente Hai capito? provare per Favoloso. credere, provare per credere. Sento l'ovito! Si sto imbambolao! Sei davvero un angelo? Altro che Angelo Boscolo Brasione! Io conosco tutte le gerarchie angeliche, ma non avevo mai visto che c'erano gli angeli ciosotti. Adesso ti calo una cesta e poi ti tiro su! Sì, a cesta, sì, ma essa spusa da freschin sta cesta. Perché stamattina ho messo i capalottoli! Stasera che sembra che dà una Questa Natale. volta c'è la Giancarla. La Giancarla c'è sempre. Guarda, la Giancarla c'è sempre e c'è anche... C'è anche Sergio, io il direi fido- passiamo esatto. alla vestizione che Ecco. mi sembri un po' un Joel Dix un po' ingrossato. Sì, vero. Però adesso lo valdanizziamo. Guarda che Sergio vedi. Quando serve un sosia. Ecco, con questa veramente chiudiamo. Con questa chiudiamo veramente. Ok. Ciao Mogliano Ciao, TV! Mogliano. Ciao! Ma che vengo sto qua magna tutto! Ieri sera che avevo assaggiato la tua una pastiglia di Buscopan! E gira da che c'è la più! Per forza invece avevo in mano una fetta di salame, ho fatto Buscopan e salame. Capisci come che ti faccia per freddo? Che ti viene in letto con due peli di calcetti. E braghe via tutto il maglione del paio. E chi tanti struppo Perché ti avresti altre intenzioni stasera? Illusa.